evento, facciamo un seguito a quello precedente sulle tecnologie di evoluzione assistita in agricoltura e parliamo di un'altra grande e importante innovazione che caratterizzerà l'agricoltura italiana, che già la sta caratterizzando, a dire la verità, la caratterizzerà ancora di più nei prossimi anni. Parliamo dei biostimolanti. Allora, come avete visto, l'impostazione di questa fiera Agricola Tech, è abbastanza chiara, no? Abbiamo l'agricoltura dei prossimi 15-20 anni che sarà caratterizzata dai software, dall'impiego della robotica, chiaramente mirata dove serve e come serve, e dai cosiddetti biologicals, cioè tutte quelle soluzioni per la difesa e la nutrizione delle piante, l'aumento della produzione e la resistenza di stress, che non hanno però origine cosiddetta chimica, cioè sono alternative agli agrofarmaci. Ci sarà sempre più richiesta di questi prodotti, di cosiddetti prodotti biological, quindi biostimolanti e soluzioni per il biocontrollo, perché come sapete bene l'Unione Europea ha recentemente varato il piano del Farm to Fork, in cui c'è chiaramente una richiesta assolutamente espressa di una riduzione netta dell'impiego degli agrofarmaci di origine chimica e anche un aumento, diciamo, non proprio una diminuzione dei fertilizzanti, ma un aumento dell'efficienza d'uso dei fertilizzanti per le piante. Allora, queste due sfide, che sono assolutamente impegnative per la ricerca e anche per le aziende poi produttrici dei mezzi tecnici, chiaramente, possono avere dei validissimi alleati proprio nei biostimolanti. Cosa sono i biostimolanti? Non ve lo spiego io, ve lo spiegherà sicuramente meglio di me il professor Giuseppe Colla dell'Università della Tuscia, e che è affiancato in questo pomeriggio da Franco Tosini, che è il responsabile tecnico del centro ortofrutticolo sperimentale Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Abbiamo messo assieme queste due esperienze, questi due relatori, per un motivo ben preciso che poi vedrete nell'ambito della mattinata, cioè dell'incontro che stiamo per avere. Ma io passo subito la parola al professor Colla per il suo intervento e parliamo di biostimolanti funzionali, costi, benefici e soprattutto prospettive della ricerca. Prego. Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie Lorenzo, sempre un piacere vedere tante persone a questi eventi sui biostimolanti che stanno proprio a indicare questo crescente interesse per questa nuova categoria di prodotti a livello europeo, perché sappiamo insomma che dal 2019 abbiamo un nuovo regolamento europeo appunto che inserisce a livello europeo finalmente questa categoria di prodotti. Ma vediamo adesso, iniziamo con alcune slide di introduzione che parlano un po' di quello che è il mercato globale dei biostimolanti, un mercato in forte crescita. Come vedete, questo è un grafico che ho preso da questo sito e vedete come si stima che nel 2025 il mercato dei biostimolanti a livello mondiale arriverà a 4,9 miliardi di dollari, con la fetta più importante che riguarda soprattutto l'Europa e questo riquadro che vedete qui intermedio. Accanto a questa crescita, se vogliamo, lineare del mercato dei biostimolanti, vedete come abbiamo anche a partire da circa il 2016-2015 una forte impennata degli articoli scientifici che riguardano i biostimolanti. E vedete come praticamente prima del 2014 avevamo quasi nulla, adesso abbiamo circa 80 e le previsioni ci dicono che ci saranno ulteriori aumenti, articoli all'anno che riguardano i biostimolanti. Articoli internazionali dove con orgoglio dico l'Italia è leader nella ricerca e questo sicuramente ha contribuito e contribuisce tuttora alla forte crescita del settore. Ci sono tante partnership tra aziende private e enti di ricerca, università, che riescono proprio attraverso questa partnership a sviluppare prodotti sempre più innovativi. Quindi ricerca pubblica, ma ricerca anche privata e ricerca in partnership pubblica e privato che hanno portato innovazioni sulle matrici, sui processi produttivi e l'approccio classico
che viene utilizzato è quello fondamentalmente di partire appunto da biomasse di varia origine. Alcune di queste sono biomasse di scarto di alcuni processi produttivi che vengono quindi valorizzate attraverso opportuni processi produttivi per un utilizzo specifico. Un utilizzo specifico che riguarda ovviamente l'azione biostimolante, che può andare dall'aumento dell'efficienza d'uso dei nutrienti all'aumento della resistenza ai stress abiotici o al miglioramento delle caratteristiche qualitative del prodotto, secondo appunto quello che dice anche il nuovo regolamento europeo. Accanto a questo approccio classico abbiamo, proprio grazie appunto a importanti investimenti di ricerca, un nuovo approccio, che è quello appunto che riguarda, se vogliamo, questi biostimolanti funzionali. Si parte cioè dalla conoscenza della fisiologia della pianta e di quelli che sono i meccanismi di resistenza della pianta, ad esempio di stress. Grazie alla conoscenza di questi processi fisiologici e metabolici è possibile appunto disegnare, se vogliamo, progettare dei biostimolanti che permettono appunto di risolvere una determinata criticità. Quindi questo sicuramente è un processo innovativo che sta prendendo sempre più piede all'interno delle aziende. Tutto questo è possibile anche grazie al miglioramento di quelle che sono le tecniche di indagine. Qui vedete quelle che vanno sotto il nome di scienze omiche, che permettono appunto di studiare l'espressione genica, la trascrittomica, le proteine, quindi la proteomica, la metabolomica, quindi tutti i metaboliti che vengono prodotti all'interno della pianta, e infine abbiamo la fenomica, che studia appunto il fenotipo, cioè quello che noi vediamo con i nostri occhi. Noi in genere, quando valutiamo appunto queste tipologie appunto di prodotti, partiamo normalmente attraverso proprio uno studio di quella che è la fenomica. Alla fine quello che interessa all'agricoltore è che la pianta rispondi da un punto di vista fenotipico in senso positivo, quindi che aumenti per esempio la produttività, che aumenti appunto lo sviluppo fogliare per esempio, e quindi la capacità fotosintetica e così via. E qui vedete per esempio una recente piattaforma di fenotipizzazione che sfrutta fondamentalmente dei sensori multispettrali 3D che permettono di monitorare in modo non distruttivo la crescita e tutta una serie di parametri appunto morfofisiologici della pianta. Grazie appunto a questa piattaforma che io ho realizzato presso l'Università di Latouche, poi chi è interessato mi può contattare, è possibile appunto screenare l'azione di questi prodotti sulle piante e valutare ad esempio l'efficacia di un prodotto su quella che può essere una maggior o minor dotazione d'azoto, oppure la presenza di stress salino e così via. Una volta identificati i migliori trattamenti possiamo procedere attraverso appunto l'analisi della metabolomica, quindi fare fondamentalmente un approfondimento su quelle che sono le differenze nei metaboliti, che ci dicono cosa? Ci dicono quali sono stati gli effetti a livello appunto metabolico dei biostimolanti. Qui vedete una prova che abbiamo recentemente pubblicato su una rivista internazionale, una prova fatta in Spagna, peperone inoculato con funghi endofiti. Vedete un incremento della produzione. Dopodiché cosa è stato fatto? Sono state prese alcune foglie delle piante per capire se c'erano appunto delle differenze a livello di metaboliti, e questo è quello che è successo. Ogni quadratino rappresenta un metabolita. Vedete questi quadratini tra loro collegati rappresentano un pathway metabolico, quindi un processo metabolico all'interno della pianta. Qui vedete foglie prese a 43 giorni dopo il trapianto e a 131 giorni dal trapianto, quindi in fase di produzione. Quadratini rossi significano che il metabolite è stato incrementato rispetto al controllo, quadratini blu che è stato ridotto. E allora cosa vedete? A vista, senza entrare nel dettaglio, vi accorgete una forte stimolazione del metabolismo. Ma quale metabolismo? Produzione delle citochinine, produzione delle auxine, produzione dei fenoli, flavonoidi, delle gibberelline, dei terpeni e così via. Quindi questa fortissima stimolazione del metabolismo, che ovviamente riguarda numerosi pathway metabolici, e questa è una caratteristica costante un po' di tutti i biostimolanti.
che siano microbici o che siano non microbici, abbiamo in genere un effetto che riguarda appunto una miriade di processi metabolici, e questo ovviamente anche complica lo studio e l'approfondimento. Ma su quali culture sono usati i biostimolanti? Recentemente il Riformatore Agrario ha fatto un'indagine che ha pubblicato. Vedete, le culture maggiormente interessate sono soprattutto le orticole, la vite e le frutticole, e in minor misura appunto i seminativi, le culture industriali e le foraggere. Sono quindi soprattutto le culture ovviamente a maggior reddito, alcune di queste soprattutto particolarmente sensibili a condizioni di stress. Sempre la stessa indagine che vi ho citato poc'anzi ha anche approfondito quali sono gli effetti ricercati all'uso dei biostimolanti a livello di azienda agricola. Il 26% li utilizza appunto per migliorare l'assorbimento dei nutrienti, il 33% per migliorare la qualità e il 39% per aumentare la resistenza agli stress abiotici. Quindi vedete, il grosso degli agricoltori utilizzano questi prodotti per aumentare soprattutto la resistenza agli stress abiotici. Perché questo? Perché ovviamente, come voi sapete, siamo sempre più sottoposti a dei climi estremi. L'annata che è recentemente passata, appunto, passata alla storia per grandi problemi di siccità e di alte temperature. E questi stress abiotici, che sono appunto degli stress molto subdoli, determinano il grosso delle perdite di produzione potenziale a livello mondiale. E chiaramente l'uso dei biostimolanti può dare un contributo appunto a mitigare queste perdite di produzione. Quando parliamo invece di stress biotici, ovviamente abbiamo l'importanza d'uso dei fitofarmaci, ma oggi più che mai si ragiona anche in un'ottica di integrazione, perché molti meccanismi di resistenza agli stress abiotici sono comuni anche alla resistenza agli stress biotici. Ricordiamoci che poi le nostre culture in campo sono esposte soprattutto a stress multipli, quindi abbiamo una miriade di stress che interessano la nostra cultura, che amplificano gli effetti negativi. Per esempio, vedete, questi quadratini rossi indicano un effetto sinergico in senso negativo, alte temperature e siccità o alte temperature e salinità, e quindi questo ovviamente determina degli effetti che sono sicuramente molto più devastanti rispetto all'azione del singolo stress. Da un punto di vista della resistenza agli stress, molti degli studi che sono stati fatti in letteratura e che abbiamo condotto anche noi all'Università della Tuscia hanno evidenziato che i biostimolanti spesso vanno a limitare l'azione dei cosiddetti radicali liberi, che si vengono a generare a seguito appunto di tutti questi stress. Questi radicali liberi ovviamente hanno un'azione molto negativa su quelle che è la funzionalità delle membrane, sul DNA e così via. La pianta ha dei sistemi di difesa dallo stress ossidativo, antiossidanti, enzimi di detossificazione, e quindi i biostimolanti riescono a attivare questi meccanismi che permettono proprio di mitigare l'azione di questi radicali liberi. Chiaramente questo è un meccanismo aspecifico, ci sono anche molti meccanismi più specifici che poi ci portano appunto al discorso dei biostimolanti funzionali. Vediamo alcuni risultati della ricerca. Vedete, questa è una prova che ho fatto diverso tempo fa, che mette in evidenza che cosa? Un miglioramento della tolleranza alla salinità in lattuga, piante controllo, acqua normale, acqua salina, piante trattate a livello radicale e fogliare con biostimolante, e vedete fondamentalmente che il calo di biomasse epigea veniva contenuto quando appunto venivano applicati biostimolanti rispetto al controllo. Alcuni caratteri connessi a quella che è la resistenza della pianta allo stress salino venivano migliorati: miglioramento del rapporto radice-parte aerea, della capacità fotosintetica della pianta, del contenuto d'azoto, e vedete aumento anche del rapporto potassio-sodio, che è un parametro molto importante per caratterizzare appunto la resistenza alla salinità. Ma abbiamo fatto anche delle analisi metabolomiche e vedete che ritorna un po' anche il concetto che vi dicevo prima. Nelle piante trattate abbiamo trovato un aumento di composti antiossidanti, un aumento di composti legati alla stabilità delle membrane,
ma anche un aumento di alcuni osmoliti, composti in difesa dallo stress, composti coinvolti nel trasporto idrico e così via. Questo ovviamente è semplicemente uno spaccato. Questa è un'altra prova in cui abbiamo utilizzato un estratto di alga su zucchino sottoposto a stress salino e vedete un altro aspetto molto interessante, un miglioramento delle performance della pianta accompagnato a cosa? Anche a delle modifiche a livello morfologico, soprattutto per quanto riguarda appunto la frequenza e la dimensione degli stomi. Vedete che le piante trattate con biostimolanti presentavano una maggior frequenza di stomi che erano però più piccoli, di dimensione più piccola, e questo è stato associato fondamentalmente anche a un miglior controllo delle relazioni idriche, della traspirazione delle piante. Un'ultima prova sulla salinità che abbiamo pubblicato recentemente nel 2011 sull'Informatore Agrario, su vite, inoculazione con biostimolanti microbici, in questo caso micorizze arbuscolari, trattamento non salino e salino. Vedete la percentuale di micorizzazione che ovviamente si riduceva con la salinità, ma la cosa interessante che vi voglio far notare è l'andamento dell'accrescimento. Abbiamo fondamentalmente il non salino con e senza micorizze e il salino con e senza micorizze. Vedete che partono tutti il non salino e il salino abbastanza vicini. Dopo un certo numero di giorni abbiamo lo stacco delle piante appunto micorizzate che presentano dei ritmi di crescita superiori. Questo è stato associato anche a un minor assorbimento e accumulo di sodio nelle foglie. Un altro aspetto importante riguarda l'efficienza d'uso dei fertilizzanti. Questo è un altro claim previsto dal nuovo regolamento europeo sui biostimolanti. Noi sappiamo che mediamente l'efficienza d'uso dei fertilizzanti è abbastanza limitata, abbiamo da un 30-40% per l'azoto, ma anche un 25% per il fosforo e come ha detto giustamente Lorenzo, abbiamo dei target. Farm to Fork ci impone di ridurre in maniera sensibile l'uso dei fertilizzanti, quindi aumentarne l'efficienza. Abbiamo un forte incremento dei costi dei fertilizzanti negli ultimi anni, ma abbiamo anche una riduzione della disponibilità dei nutrienti in molti terreni. Questo è un articolo che mette proprio in evidenza come le carenze da nutrienti a livello mondiale tendono a aumentare proprio perché alcuni nutrienti si rendono meno disponibili, alcuni non vengono restituiti al terreno, quindi con produzioni intensive via via vanno incontro a una forte riduzione. E in questo senso appunto i biostimolanti possono sicuramente darci una mano. Vi faccio vedere appunto poi alcuni esempi. Guardate un po' la letteratura sui biostimolanti, uno dei meccanismi abbastanza comuni alle sostanze biostimolanti è quello appunto di migliorare la rizogenesi, quindi favorire una proliferazione radicale che aumenta notevolmente la superficie assorbente. Questo è solo uno, diciamo, dei meccanismi, ci sono anche altri lavori che indicano un'azione positiva, per esempio sui trasportatori di membrana coinvolti nell'assorbimento dei nutrienti. Qui vi faccio vedere appunto alcune prove che abbiamo fatto con un biostimolante contenente un peptide che stimolava la rizogenesi e vedete come dosi crescenti di questo biostimolante determinavano appunto in diverse culture un maggior sviluppo radicale, quindi una maggior superficie assorbente. Ma oggi più che mai ci sono anche integrazioni di biostimolanti con elementi fertilizzanti. È chiaro che se io ho un biostimolante che mi favorisce l'assorbimento dell'elemento nutritivo, posso associarlo con un elemento nutritivo e quindi aumentarne l'efficienza. Qui vi porto un esempio su cui stiamo lavorando, è uscito da poco appunto un articolo sulla rivista scientifica internazionale che riporta appunto la possibilità per esempio di utilizzare delle sostanze biostimolanti come i peptidi come sostanze appunto chelanti di elementi nutritivi. Vedete, si parla di biochelati, qui abbiamo un esempio, il ferro con questi peptidi che lo complessano e questo porta a un aumento della biodisponibilità e può aumentare anche l'efficienza d'uso del nutriente. Vedete come recentemente ad esempio è stato identificato da alcuni colleghi una categoria di peptidi
che svolge un ruolo molto importante su quello che è l'assorbimento e il trasporto del ferro. Questa classe di peptidi è stata non a caso chiamata Iron Man, no? E quindi voi capite che se io riesco a combinare l'elemento nutritivo con delle molecole che mi favoriscono la sua biodisponibilità all'assorbimento, mi va a migliorare appunto l'efficienza d'uso dell'elemento nutritivo. Vedete, questa è una prova che abbiamo fatto, che abbiamo appunto recentemente pubblicato, applicazione di chelato di ferro sintetico, di biochelati. Vedete come il contenuto di ferro all'interno delle foglie di pomodoro aveva valori confrontabili. È chiaro che quando utilizziamo questi biochelati dobbiamo cambiare strategia. I chelati in sintesi hanno una maggior stabilità nel tempo e quindi dobbiamo pensare ad applicazioni che sono sicuramente più frequenti. Ancora altri lavori hanno riguardato lo studio di effetti di trattamenti fogliari con biostimolanti sul pomodoro. Vedete, generalmente si osserva appunto per molti nutrienti un incremento del contenuto di elementi nutritivi delle foglie proprio grazie a questa stimolazione del metabolismo e dell'assorbimento radicale. Ma se vogliamo andare a quantificare l'efficienza d'uso dell'elemento nutritivo, dobbiamo chiaramente andare a valutare da una parte la produzione e gli input di fertilizzanti. E questo è quello che è stato fatto in questo lavoro. Vedete, spinacino in serra, dosi crescenti di azoto come nitrato ammonico a livello radicale, trattamenti fogliari con un idrolizzato rispetto a un controllo. Vedete che via via che aumentava la dose di azoto si riduceva il beneficio in termini di incremento di biomassa, riportato in rosso, e se andiamo a calcolare l'efficienza d'uso dell'azoto come tonnellata di prodotto per chilogrammo d'azoto, vedete che praticamente con 15 kg avevamo un 25% incremento, con 30 kg un 16%, con 45 kg un 8%. Comunque avevamo sempre un risultato positivo che ci sta ad indicare appunto proprio le potenzialità di questi biostimolanti nel migliorare l'efficienza d'uso. Ancora parlando chiaramente di nutrienti e di azoto in particolare, non possiamo non citare per esempio l'effetto a livello di nitrati, no? I nitrati che sono una grande criticità negli ortaggi da foglia, non solo, da un punto di vista appunto della qualità merceologica, e qui vedete diversi biostimolanti che sono stati applicati rispetto a un controllo, un idrolizzato proteico, un estratto algale e un prodotto sempre a base di alghe e di altre sostanze. Vedete applicazioni fogliari ripetute su spinacino, incremento di resa, incremento del contenuto di clorofilla, anche questo è un altro parametro importante, ma una variazione anche appunto di quello che è il contenuto di nitrati. Vedete che in alcuni casi con alcuni biostimolanti c'era un effetto positivo, quindi è molto importante anche valutare i biostimolanti, no? Noi in genere tendiamo sempre a vedere solo gli effetti positivi, ma ci possono essere anche degli effetti che non vanno nella direzione giusta. Questa, ancora parlando di qualità, è un'altra prova che abbiamo fatto che ha riguardato l'accumulo di composti interessanti, soprattutto per la nutraceutica. Vedete il licopene, un carotenoide lipofilo che dà il colore rosso al pomodoro, ma soprattutto ha un ruolo importante come antitumorale e così via. Vedete, trattamenti fogliari con biostimolante determinavano in alcuni casi appunto un incremento di questo carotenoide. Allora è chiaro che tutto questo alla fine si deve tradurre in un risultato positivo dal punto di vista economico per l'azienda, e questo può derivare o da un aumento della produzione commerciabile o da un incremento della qualità del prodotto che ci determina un aumento dei prezzi o una riduzione dei costi di produzione, meno fertilizzanti per esempio. E per quantificare questi effetti abbiamo recentemente pubblicato l'anno scorso, in collaborazione con mio collega, un economista, un articolo in cui abbiamo valutato dei cosiddetti indici di efficienza dei biostimolanti che vedete riportati in questa tabella, derivano ovviamente da un pool di prove che sono state prese dalla letteratura, che esprimono che cosa? Esprimono l'incremento in euro del margine operativo lordo per ogni euro di biostimolante, e vedete che i risultati sono estremamente positivi, sono maggiormente positivi per le ortive per esempio rispetto ai cereali, però ecco le prospettive appunto sono estremamente interessanti. Quindi è chiaro, dobbiamo guardare gli aspetti economici, ma poi non dobbiamo dimenticarci che il tutto si deve tradurre appunto
in un risultato economico positivo per l'agricoltura. Quindi in conclusione possiamo dire che i biostimolanti ormai sono considerati un mezzo tecnico utile per migliorare le performance quali e quantitative delle colture in modo sostenibile, soprattutto in condizioni di stress ambientale. Gli importanti investimenti in ricerca e sviluppo e le collaborazioni tra aziende, università e centri di ricerca favoriscono un continuo ampliamento dei biostimolanti disponibili sul mercato. L'uso delle tecnologie omiche sono indispensabili per caratterizzare i biostimolanti e comprenderne i meccanismi d'azione, e la ricerca infine è sempre più incentrata allo sviluppo di biostimolanti funzionali a specifici target vegetoproduttivi qualitativi o di resistenza ai stress abiotici. Quindi in futuro sicuramente ci dobbiamo aspettare sempre più biostimolanti che sono ottimizzati nel risolvere delle problematiche specifiche in determinate culture. Questo è, anche se vogliamo, una via inevitabile, perché da tutti gli studi che sono stati fatti dal sottoscritto ma anche da molti altri colleghi abbiamo visto come esiste anche una forte interazione tra il biostimolante, le condizioni ambientali, il tipo di stress, il genotipo e così via. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo quali possono essere alcuni spunti di approfondimento, questo bel testo che abbiamo fatto insieme all'informatore agrario, e poi anche alcuni siti che riportano alcune informazioni. Ci tengo molto a indicare sempre questo sito che vedete qui a destra, che è un corso sui biostimolanti che abbiamo fatto in collaborazione con altre università europee nell'ambito di un progetto Erasmus Plus, in cui basta che vi registrate, potete vedervi tutte le lezioni, è gratuito perché è stato realizzato appunto con fondi della Comunità Europea, e quindi ecco, per chi fosse interessato ad approfondimenti può utilizzare appunto questi riferimenti. Bene, con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Bene, grazie Giuseppe, direi che abbiamo fatto una bellissima panoramica completa. Avete visto quante sperimentazioni, quante ricerche, quelle che abbiamo visto peraltro sono state una selezione di tantissime ricerche che avremmo potuto farvi vedere, no? Relativamente all'impiego dei biostimolanti in agricoltura. Abbiamo chiaramente scelto quelle, Giuseppe ha scelto quelle che avevano più attinenza con la nostra agricoltura, ma a livello mondiale le ricerche sono tantissime. È un comparto in grande crescita, i numeri lo dimostrano, la ricerca scientifica accademica che c'è dietro altrettanto, c'è tanto da lavorare ancora, tanto si è già fatto, ma sicuramente uno degli aspetti più importanti, più interessanti è in realtà poi d'accordo, funzionano, sono utili, saranno sempre più utili, ma poi in campo come si comportano, come si fa a utilizzarli, sono difficili da impiegare, sono prodotti delicati, hanno dei comportamenti magari inaspettati, funzionano sempre, a volte possono non funzionare. Allora queste sono domande a cui chiaramente la ricerca risponde, ma vale la pena forse chiedere ancora di più a un tecnico, che nel caso specifico nostro è Franco Tosini, che i biostimolanti li conosce da tanti anni, perché c'è presso il centro sperimentale ortofroricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, come vi dicevo prima, li prova almeno da metà degli anni 2000, ecco, più o meno, ha cominciato a sperimentare e utilizzarli quando ancora i biostimolanti non erano così conosciuti come oggi. Quindi insomma ha una certa esperienza, in più vedrete che ci racconterà o ci anticiperà anche dei risultati di una sperimentazione che abbiamo svolto in collaborazione noi dell'informatore agrario con Veneto Agricoltura e anche con l'Università della Tuscia e altre università, proprio dedicata alla sperimentazione in campo dei biostimolanti. Ma prego Franco. Grazie Lorenzo. Allora innanzitutto buongiorno a tutti, è d'obbligo salutarvi e anche ringraziarvi per essere venuti qua. Ringrazio il dottor Andreotti, l'informatore agrario, che mi hanno chiamato per poter spiegarvi un attimino la mia esperienza nell'ambito dei biostimolanti, e mi complimento con l'informatore agrario e anche con la Fiera Agricola per tanti convegni che sono riusciti a organizzare in 2 giorni, convegni legati all'innovazione, innovazione a 360 gradi, e qui parliamo di biostimolanti che a mio modo di vedere, e non solo mio ma anche di altri autorevoli professori di università, che dicono che sono delle sostanze, sono dei prodotti estremamente innovativi degli ultimi 10-15 anni. Innovazione è la parola chiave che conduce tutti i 2 giorni, ok? Perché l'agricoltura in questo periodo, un po' per diversi aspetti, in primis il clima, abbiamo questi eventi estremi,
in secondo luogo gli effetti della comunità europea, sta portando un po' al capo e al collo all'agricoltura, e se vogliamo nei prossimi anni avere un'agricoltura italiana sempre più sostenibile dobbiamo percorrere la strada dell'innovazione. Al di là di quello mi presento, io sono un agronomo, lavoro per Veneto Agricoltura e sono responsabile del centro sperimentale Orto Floricolo Po di Tramontana. Qui vedete il mio centro, perché ovviamente lo ritengo un po' mio, visto che è dal 2000 che sono lì e che lavoro. Qui vedete una foto fatta dal drone dell'informatore agrario appunto quest'estate. Qui è una foto, come vedete, del centro, una foto satellitare, e proprio tutto questo spazio lungo, e qui è confinante con le valli da pesca, e qui abbiamo problemi tra l'altro di salinità e sempre più elevati negli ultimi anni, sempre per l'aspetto ambientale. Veniamo un po' al dunque. Biostimolanti. Sono dal 2008 che io come centro sperimentale con il Colvevi abbiamo iniziato a studiarli un po' in maniera estemporanea inizialmente, un po' in maniera empirica e sempre più a livello approfondito, grazie all'aiuto anche dell'università, del professor Colla, del professor Paolo Sambo. Loro sono ricerca pura, ricerca applicata, noi siamo sperimentazione, quindi usiamo quello che loro ci informano, ma lo usiamo su superfici molto più ampie e lavoriamo al pari di quello che fa l'agricoltore. Quindi l'agricoltore viene poi a Tramontana per confrontarsi, perché sa che lavoriamo ad armi pari. I biostimolanti ho iniziato a considerarli in questo periodo, nel 2008, quando in alcune serre del centro avevo, oltre a questi problemi che sono determinati da nematodi, melatogene, avevo altri problemi come questi, fusariosi. Ovviamente sono problemi di ordine biotico. I biostimolanti non risolvono, non sono fitosanitari, infatti vengono venduti come dei fertilizzanti e nell'ultimo regolamento sono una categoria a parte fertilizzanti, ma sono trattati come tali ed hanno un'aliquota IVA del 4%. Sono un grosso aiuto, sono un'innovazione perché ci permettono di svincolarci da opportuni stress abiotici, ma anche di tipo biotico, perché ricordo e sottolineo che una pianta sana, una pianta robusta, riesce anche a svincolarsi da certe malattie. Okay? Quindi noi dobbiamo anche monitorare, grazie anche all'aiuto di dispositivi che vedete qui alla fiera, i DSS, i dispositivi a supporto dell'innovazione, dobbiamo monitorare l'aspetto morfofisiologico della pianta e capire quando potrebbe avere problemi sanitari da parassiti e patogeni, ma soprattutto anche ambientali. Avendo questo tipo di problemi al centro poi Tramontana, che erano legati ovviamente al terreno stanco, perché comunque nasce nell'88 e abbiamo da sempre fatto un'orticoltura intensiva, il problema era quello di o chiudere o cambiare strategia in maniera forte. Abbiamo iniziato a percorrere una produzione di tipo integrata, andando a aumentare la sostanza organica nel terreno con concimazioni organiche ben significative. Abbiamo iniziato ad utilizzare il portinnesto di Solanace e cucurbitace, abbiamo iniziato a distribuire i biostimolanti che sapete forse meglio di me si dividono in microbici e non microbici. I microbici di solito ci danno un quid in più a livello di vivaio, quindi distribuiti nella prima fase di nursery delle piante, e quindi avere un apparato radicale più diffuso, più sviluppato nella seconda parte di coltivazione, e dalla parte di biostimolanti non microbici e quindi con sostanze umiche e quindi acidi umici fulvici, microrganismi che vi ho detto prima, tricoderma, Cheirotherium, Globus, estratti di alghe, prune, microalghe che sono prodotti magari più standardizzati, idrolizzati proteici di origine vegetale ma anche animale, che possono, io ho utilizzato a livello localizzato a livello di manichetta con grossi vantaggi, perché è successo qualcosa? Posso schiacciare qualcosa? Vediamo se la regia ci aiuta. Ecco, a posto. Idrolizzati proteici, dicevo, localizzati a livello di manichetta, danno un grosso aiuto perché si vede, si nota una maggiore efficienza d'uso dei nutrienti. Alle volte gli stessi microrganismi, non tocco niente, salta alla regia, ma
c'è problema. Alle volte anche l'utilizzo del concime chimico, okay, di sintesi che viene distribuito, la maggior parte non viene assorbito. Okay? Anche l'utilizzo di microrganismi su un terreno con una sostanza organica sotto all'1%, il microrganismo non cresce, non si sviluppa, non micorrizza, quindi è quello la cosa che bisogna guardare. E ovviamente il silicio, se sono antipatico, lo metto giù. Il silicio non l'ho mai utilizzato, mi dicono che comunque ci sono aspetti molto forti, soprattutto per l'ispessimento della cuticola, quindi una resistenza eventualmente a temperature elevate. La successiva slide, riproviamo, è quello che ci va. Vabbè, andiamo a braccio, non c'è problema. La successiva slide è biostimolanti in pieno campo, no? Perché si è visto questa efficacia. Poi il biostimolante bisogna anche capire perché lo uso, cos'è il mio obiettivo, la qualità, come diceva benissimo il professor Colla, è quello di evitare stress, quindi bisogna prima capire e dire prendo questo per questo è il mio obiettivo. Bisogna capire poi il biostimolante come distribuirlo, e qui è l'approccio con la ditta che produce il biostimolante. Quindi lo devo distribuire in fase di vivaio perché deve svilupparmi di più l'apparato radicale, lo devo distribuire per aumentare il numero di fiori e quindi la legagione e quindi la pezzatura e quindi la resa, quindi bisogna capire quello. Poi come va distribuito il biostimolante? È granulare distribuito di fondo prima del trapianto della semina, è granulare, va distribuito in copertura con la sacchiatura, è liquido, quindi potrebbe essere distribuito via manichetta piuttosto che fogliare. Quando distribuirlo? Ci sono tutte cose che devono essere testate, al di là di quello che l'azienda che produce ci dice, al di là di quello che la ricerca ci dice, però bisogna provare. Il Po di Tramontana è un centro della regione, a me paga la regione, non si sa fino a quando, ma mi paga, quindi posso testarlo e dare l'informazione utile al produttore che non può testare, lui lo deve utilizzare per avere un certo fine, per avere una certa sostenibilità economica. Sapete che la sostenibilità si divide in economica, ambientale e sociale, se non c'è l'economica non ci possono essere le altre due. Okay? La slide successiva ve la racconto, come ho detto, biostimolanti in pieno campo è nata dall'esigenza, da un'idea dell'informatore agrario, dicendo perché non facciamo una squadra, uno staff in cui ci sono diverse competenze, quindi ci sono anche diverse discipline, che però unendo le forze si riesce a studiare al meglio, sviscerare meglio questi biostimolanti e quindi fare una sorta di formazione e informazione. Okay? Quindi è nato il comitato scientifico con il professor Colla dell'Università di Tuscia, il professor Cottigliani che era un tecnico economico, l'Università di Padova, il professor Sampo, l'Università di Salerno, il professor Ronga e l'Università di Federico II Napoli con Rofer. Okay? Quindi un comitato scientifico autorevole, serve la parte sperimentale e pratica. Ok, ecco qua. Qui questa è la squadra che dicevo, a me piace questa squadra perché qui vedete c'è la parte di esperimento pubblico, no? Di sperimentazione e ricerca, c'è la parte delle ditte che ringrazio ancora che hanno fornito i prodotti e che ci hanno dato una mano a definire i protocolli, ma c'è la parte che è fondamentale, che a volte la parte pubblica si dimentica, che è questa qua, la comunicazione. Alle volte certe prove rimangono nel cassetto, rimangono chiuse perché non si ha tempo, perché si fa fatica. Ecco che la comunicazione, il formatore agrario in questo caso è fondamentale per passare quello che si studia ai produttori, ai tecnici che definisco io calpestacampi, quelli che vanno da azienda a azienda a portare l'innovazione. E oggi come oggi, seppur ovviamente con cellulari, social eccetera, comunque la comunicazione in alcuni casi è ancora carrello. Qui sono alcune foto delle prove che abbiamo fatto nel 2022 di questo progetto Biostimolanti 2022, pomodoro da industria, melone e lattuga. Qui abbiamo le 11 aziende che hanno fornito i prodotti e i 20 prodotti che ci hanno distribuito. Su alcuni avevamo un unico prodotto a testare, su altri avevamo 2, 3, quindi un protocollo a una linea di prodotti da gestire. Ovviamente cosa si è visto?
Ovviamente i dati sono ancora da confermare, i dati sono delle tendenze, visto che abbiamo avuto qualche picco qua di maltempo, abbiamo avuto una gradinata abbastanza forte, ma si è visto una differenza significativa, in base anche alla mia esperienza, tra le tesi biostimolate, dove sono stati istruiti questi prodotti, dalle tesi non biostimolate e testimoni. Si è vista una tendenza per una maggior precocità, per in valore assoluto anche una maggior produzione in unità di superficie e in numero di frutti, almeno per il calibro intermedio, sul melone parlo. Non siamo riusciti ad andare ad indagare, in questo caso parlando di melone, col grado BRICS, per i problemi che vi dicevo. I puntini vuol dire che sicuramente c'erano, ma ci saranno, perché il 2023, quest'anno, ci sarà un nuovo progetto biostimolanti ancora più ambizioso, che eventualmente poi ne parlerà il dottor Andreotti. Quindi andremo a pianificare un nuovo progetto molto più ambizioso, guardando anche molto di più gli aspetti economici, perché io dico sempre, il produttore deve rimanere le 2 lire, si diceva una volta, i 2 euro, per poter investire nella propria azienda. Quindi bisogna assolutamente pianificare le conciliazioni di fondo, ma anche di copertura, in base all'analisi chimica del terreno, e è già stata fatta l'analisi sui terreni dove andranno queste prove, la possibilità di ridurre in base all'analisi chimica del terreno la concimazione, ma anche in base al prodotto biostimolante che andremo a distribuire, perché poi alla fine fondamentale è l'analisi economica. Quanti produttori, quanti tecnici mi chiamano, mi dicono: Franco, sì, faccio il biostimolante tizio, ma dopo alla fine, a fronte di una distribuzione di un ulteriore prodotto, ho alla fine la convenienza economica per farlo? Questo è definiamo la parola chiave. Sicuramente sì, ma sicuramente non si mangia, come si dice. Quindi fare una prova che vada ad analizzare anche la parte economica è fondamentale. Ecco, quindi è questa la cosa che ovviamente vi ho portato un po' la mia esperienza. Biostimolanti ce ne sono tantissimi, quando sono partito nel 2008 erano pochi, poi c'era un po' di confusione, non c'era ancora un regolamento ben preciso, adesso c'è, è partito a luglio dello scorso anno, è ancora in fase di ultimazione delle ultime cose per quanto riguarda il test, però a mio modo di vedere, quando ci sarà, però mi dicono già che ci sono biostimolanti certificati CE, la marchiatura CE per questo tipo di prodotti è, come dico io, è un quid in più di altri prodotti magari generici, perché quel determinato prodotto è stato testato e certificato da una ditta accreditata, e quindi sono state fatte alcune prove per vedere se effettivamente i claim che ho definito prima al suo collo rispecchiano o meno. Ecco, eventualmente ti passo la parola, Lorenzo, se... Bene, grazie Franco, grazie Giuseppe. Abbiamo visto quindi ecco, biostimolanti sia da un punto di vista della ricerca pura scientifica, sia dall'impiego pratico, che è quello appunto che abbiamo voluto fare con Biostimolanti in Campo, questa iniziativa che ha già citato più volte Franco, che vede Giuseppe come coordinatore scientifico e che si ripeterà anche l'anno prossimo, anche perché purtroppo nel 2002 è stata bruscamente interrotta da una tragedia, una bufera delle prove che ha macinato letteralmente le prove, salvo i meloni che avete visto siamo riusciti ad analizzare in parte. Per fortuna è arrivata poco dopo una bella giornata in campo che siamo riusciti a fare, dove abbiamo invitato agricoltori, tecnici e vari visitatori, insomma, che hanno voluto vedere il campo, però dopo ecco, è stata prematuramente interrotta. Lo rifaremo nel 2023, sempre presso il centro ortofrutticolo sperimentale Poli Tramontana. Lo faremo in più anche presso un'azienda produttrice di quarta gamma, una grossa OP, si chiama OP Isola Verde, una realtà molto attiva, molto importante in provincia di Eboli, sono nel Salernitano, su quarta gamma, e sarà lì una sorta di sede staccata, diciamo così, ecco, di biostimolanti in campo, in test sui prodotti di quarta gamma in una realtà aziendale a 360 gradi, proprio un'azienda vera e propria, insomma.
e quindi raccoglieremo i risultati sia dai campi di Rosolina sia dai campi di Salerno, e cercheremo di dare una panoramica completa che vada in qualche modo, diciamo, a dare risposte, a dare informazioni agli agricoltori da nord a sud, ecco, dello stivale, perché quello che ci siamo resi conto come rivista, come diceva giustamente prima Franco, ecco, l'importanza della comunicazione è che se ne parla tantissimo di biostimolanti, si sa un sacco di cose, danno tantissime informazioni, però bisogna, secondo me, selezionare realmente quello che serve all'operatore, perché poi alla fine questi sono mezzi tecnici in tutti i sensi, e serve quindi dare informazioni tecniche, sintetiche e utili all'utilizzatore finale, che nello specifico è l'agricoltore o il tecnico. C'è qualche domanda? Qualche sì? Allora, vengo io lì col microfono. Buongiorno, Ivano Ramon, Sata SRL di Alessandro. Volevo fare un attimo una domanda, nel senso che abbiamo detto che i biostimolanti sono dei fertilizzanti che devono appunto rispettare determinati claim, miglioramento della produzione, miglioramento dell'assorbimento delle sostanze nutritive, eccetera, eccetera. Quello però che mi chiedo è, mettiamo caso che noi abbiamo una miscela di microelementi e riusciamo a solo miscela di microelementi, quindi non contiene microrganismi o sostanze non microbiche che abbiamo visto, e riusciamo a provare che questa miscela ha questi effetti. Quel determinato prodotto viene poi considerato biostimolante, anche se non contiene quelle sostanze lì? Grazie per questa domanda che mi permette appunto di puntualizzare meglio questi aspetti. Io faccio parte anche di un tavolo tecnico a livello europeo che sta definendo gli technical standard per la registrazione dei prodotti. Io mi occupo in particolare del claim biotic stress e siamo ormai addirittura d'arrivo, e questo documento, queste technical specification saranno articolate in 5 documenti, 4 sui 4 diversi claim che sono abiotic stress, nutrient use efficiency, disponibilità ai nutrienti, bioavailability of nutrients e quality traits. Prevede poi un documento introduttivo che sono i general principles, in cui si specifica fondamentalmente che laddove appunto nei biostimolanti sono presenti dei nutrienti, no? E questa è una cosa che naturalmente accade, perché è chiaro che se io prendo un estratto, anche un idrolizzato proteico, prendo un estratto algale e così via, contengono al loro interno anche in alcuni casi tracce di nutrienti. Se voglio fare delle prove per verificare appunto l'efficacia biostimolante, per esempio in termini di miglioramento dell'efficienza d'uso del nutriente, devo mettere un controllo che prevede appunto lo stesso livello di nutrienti. Quindi proprio nella definizione dei biostimolanti si dice che il biostimolante deve aumentare l'efficienza d'uso dei nutrienti, deve stimolare la pianta indipendentemente dal contenuto dei nutrienti. Quindi è chiaro che i micronutrienti vanno nella categoria dei fertilizzanti, dei concimi, quindi vanno registrati in questo modo. Quindi in questo modo il legislatore ha voluto fare chiarezza su questo aspetto. Bene, altre domande? Io avrei una domanda, non so se c'è già stata risposta a questa domanda, però volevo sapere appunto per quanto riguarda i biostimolanti, diciamo, sono ammessi tutti in agricoltura biologica, oppure qual è la normativa che regola, diciamo, l'applicazione in agricoltura biologica? Poi ci sono alcuni tipi che non possono essere utilizzati. Allora, che sappia io, attualmente sì, dopo non so se più avanti con la regolamentazione ci sarà una diversificazione. Ecco, non so se vuoi aggiungere qualcosa a te, Giuseppe. Sì, che io sappia, insomma, biostimolanti, che si tratti appunto di microrganismi o si tratti appunto di estratti algali, sono utilizzabili appunto anche nell'agricoltura biologica, come ha detto giustamente Franco. Adesso con la nuova normativa ci sarà ovviamente una crescita del numero di biostimolanti e quindi ecco, bisognerà capire poi come
come si collocano in riferimento alla normativa, però teoricamente insomma non ci dovrebbero essere grossi problemi. Ecco. Sì, credo che ci sia bisogno comunque di un iter registrativo da parte dell'azienda, però cioè, è chiaro che Sì, chiaramente c'è una normativa di riferimento che bisogna seguire. va bene. Altre domande? Direi di no, non ci sono altre curiosità, altre domande? Sì? Mi riferisco alla viticoltura. Uno dei problemi che abbiamo in viticoltura è quando dobbiamo rimpiazzare delle piante che sono morte, tu ci metti la piantina nuova e stenta molto a crescere. Che biostimolanti consigliate e se consigliate di usare dei biostimolanti in questo caso, se pensate possono essere utili? Ma io riporto delle esperienze, sono state fatte non da me personalmente, però mi dicono per esempio anche dei consorzi microbici possono essere d'aiuto a livello radicale per favorire appunto l'attecchimento di queste barbatelle. Quindi ci sono alcune esperienze che sono state fatte, poi chiaramente ci possono essere altre esperienze, io riporto un po' quelle che sono alcune esperienze pratiche che ho avuto anche da importanti viticoltori, però potrebbero esserci anche altri, magari nel pubblico qualcun altro che ha avuto anche esperienze positive con altri tipi di prodotti. Buongiorno. Utilizzo i biostimolanti su mais e in vivaie orticole. Franco, consigli solo i microrganismi o anche altre situazioni? Ma allora, io direi su mais, secondo me potrebbe essere utili i microrganismi e gli utilizzati proteici di origine vegetale o animale alla semina, ok? Soprattutto negli ultimi anni, da quando il mais si cerca di anticipare per svincolarsi poi dalle temperature alte estive, ok? Soprattutto parlo di Veneto, quindi pianura padana, Veneto, Lombardo. A livello orticole in vivaio sì, diciamo che i microrganismi danno una grossa mano, ok? Anche se io sono molto affezionato ai idrolizzati proteici, a livello fogliare parlo, mentre i microrganismi secondo me conviene utilizzarli a livello di substrato, gli idrolizzati proteici vanno utilizzarli a livello fogliare e vanno a equilibrare la parte diciamo epigea e la parte ipogea per un successivo trapianto. Poi sul vivaio lì ovviamente si può aprire tante cose, nel senso che soprattutto la piantina nel periodo primaverile tende ovviamente a allungare, sapete che lì ci sono prodotti che vengono utilizzati per brachizzare, lì secondo me si potrebbe utilizzare dei elicitori che potrebbe essere il chitosano, ne parlavo prima anche con il dottor Andreotti, che è uscito un ottimo articolo sul pomodoro. Il chitosano è un prodotto che usato bene potrebbe avere sia un'azione brachizzante e una resistenza, indurre una resistenza alla pianta. Il chitosano non è un biostimolante, entra in quei prodotti speciali che hanno l'aliquota IVA al 22%, però è un prodotto che è stato rispolverato in questi ultimi anni, anche perché il rame, sapete che c'è il problema dei 7 kg, no? Se non ricordo male, per 4 kg, scusami, è vero, e quindi proprio in questa ottica il chitosano è stato scoperto per ridurre la quota di rame che nei vivai è molto elevata, perché è uno dei pochi prodotti che effettivamente tende ad abbassare. Quindi utilizzando questi prodotti si ottiene un'ottima piantina, soprattutto abbinata a una piantina innestata dove, parlando di pomodoro, semina adesso, trapianti a fine marzo, quindi un 60 giorni di piantina, tutto qua. Mi permetto di aggiungere sul discorso del mais, già adesso molte aziende sementiere diciamo, hanno in commercio delle conce con dei biostimolanti dentro, che sono consorzi di microrganismi molto spesso, ognuno ha la sua ricetta per carità, però la soluzione agronomica è quella della conce al semina, quindi proprio alla semina in tutti i sensi, insomma.
sua domanda? Sì. Aggiungo intanto che sulla domanda sul mais, ricordatevi che i geodisinfestanti sul mais sono quasi zero, quindi l'utilizzo del biostimolante per sopperire, per velocizzare l'emergenza e quindi lo stress da emergenza è fondamentale ormai. Prego. Grazie intanto per gli approfondimenti. Mi chiedevo se ci sono già dei risultati, sentivo prima parlare di nematodi, della presenza di nematodi nell'apparato radicale riguardanti la vite e in particolar modo su Xiphinema index, che sappiamo essere il nematode per eccellenza che causa la degenerazione infettiva della vite. Non sono un viticoltore, un tecnico legato alla vite, più orticolo e floricolo. I nematodi sono una grossa tragedia, quello sì. A livello orticolo, per fortuna l'1,3 di cloropropene è stato ridotto, anche se è in deroga ormai da oltre 10 anni, perché in alcune coltivazioni, parlo di carota, se non c'è l'1,3 di cloropropene non si fanno carote. So che ci sono grosse prove fatte da aziende private in collaborazione con il CAI che stanno ottenendo dei risultati quasi simili all'1,3 di cloropropene, ma per adesso non c'è un'alternativa e se quest'anno non verrà derogato come uso critico, a mio modo di vedere la coltura della carota verrà ridotta più della metà. Basta pensare alla zona del Basso Ferrarese, mi pare siano 1 migliaio di ettari, se non c'è l'1,3 di cloropropene non lo fanno. Detto questo, sulle colture orticole in serra i nematodi grazie a un anche antiparsitario si riesce a controllare, ma non solo, bisogna utilizzare prodotti come vi ho detto per mantenere sano più che altro il terreno. Sulla vite mi trovo leggermente impreparata. Ci sono degli studi, ok, però non lo so, devo informarmi se vuole, eventualmente con colleghi che fanno il mio stesso lavoro sulla vite. Sì, io volevo aggiungere che non ho parlato durante il convegno per motivi di tempo, che un aspetto ancora da inesplorare, su cui si sta puntando molto, non solo per quanto riguarda il discorso dei biostimolanti, è quello che riguarda il microbioma. Quindi il microbioma che sta ad indicare appunto tutte quelle popolazioni naturali di microrganismi che svolgono un ruolo fondamentale per la salute, diciamo, della nostra pianta, e in questo senso chiaramente noi conosciamo veramente ancora molto poco sulla vite. Iniziano ad esserci alcuni lavori anche di applicazioni idrolizzati proteici sulle foglie che vanno a migliorare la popolazione di alcuni antagonisti che poi svolgono un ruolo importante nel contenimento di alcune patologie. Noi abbiamo fatto degli studi sulla lattuga, abbiamo visto anche delle variazioni significative in senso positivo, quindi sicuramente alcuni effetti di questi biostimolanti sono mediati da un'azione anche sul microbioma. E in questo senso io penso che questi studi ci permetteranno anche di capire meglio come va gestito questo microbioma nell'ottica appunto anche di una maggiore resistenza nei confronti appunto di queste avversità. Anch'io non ho dei dati specifici, so che stanno lavorando molto su consorzi microbici, però ecco, è ancora tutto un mondo da esplorare. Salve, sono Aurora Papa con Difesa Lombardia Nord-Est. Volevo rispondere alla tua domanda. Noi stiamo collaborando con Regione Lombardia in un progetto che si chiama Nemagest e riguarda proprio sia su vite che su mais il problema dei nematodi. Riguardo i nematodi e soprattutto su Xiphinema index, riguardo vite, in Franciacorta e in Lugano stiamo già facendo dei test parcellari e la soluzione che stiamo adottando è un pellettato di erba medica dato sotto fila, oppure, anche perché risulta abbastanza costoso, oppure colture di cover crop o catch crop, quelle intrafila funzionano. I risultati che ci sta dando PSR di Pari, che è quello che dà le migliori analisi sul fatto dei nematodi, risulta che il rapporto qualità, una volta che vengono piantate, diminuisce l'apporto dei nematodi, perché calcoliamo che in un anno il nematode si sposta di 1 metro
e quindi porta virosi molto velocemente all'interno di un vigneto. Il problema principale è che la pianta non lo sviluppa subito, ma viene dato col tempo e quindi te ne accorgi quando ormai il vigneto è completamente rovinato, quasi perso, possiamo dire. Bene, grazie, è bello le fiere e ogni tanto in sala c'è qualcuno che sa rispondere alle domande incrociate. Ecco, anche il CREA di Conegliano e Susegana ha adempiuto un ciclo, ha concluso quest'anno un ciclo decennale come progetto di vine e di fatto gli ultimi 4 anni li ha proprio riassunti facendo un focus sui nematodi, sulle degenerazioni effettive della vite. Ecco, però resta ancora tutto un mondo un po' da scoprire. Il problema è che siamo nel frattempo un po' appestati da questa cosa. Il fatto che già abbiamo scoperto che ci sono 2 progetti e tra l'altro coincidenza tutte e 2 persone in sala che se ne occupano è già una cosa interessante. Infatti il dibattito è sempre utile, serve proprio a questo. Ci sono altre domande, altre considerazioni? Sì? Buongiorno, io ho un'azienda cerealicola e vorrei iniziare a utilizzare il teddy compost sulle culture a pieno campo. Non so se avete già delle esperienze a riguardo. Abbiamo pubblicato diversi articoli sull'impiego di teddy compost, però l'autore era un altro. Allora, io non ho grosse esperienze, so che viene utilizzato, ok, e anche con grossi ovviamente vantaggi. L'unica cosa, devi ovviamente avere in mano l'analisi chimica del prodotto per capire un attimo. E poi il problema è quello che utilizzi quest'anno o adesso tra un mese è lo stesso, cioè capire il prodotto se è standardizzato, che alle volte la produzione è molto diversa da lotti a lotti, ecco, queste sono le particolarità. Sì, questo mi permette di aggiungere che è una criticità che in alcuni casi anche noi abbiamo riscontrato su alcuni prodotti commerciali. Alcuni di questi derivano ovviamente da scarti di altri processi industriali e quindi capita alcune volte che tu facendo delle analisi ti rendi conto che ci sono delle differenze, no? Quindi ecco, è molto importante quello che dice Franco, dobbiamo prima di tutto garantire una costanza appunto della composizione, quindi è chiaro che processi produttivi poco controllati su matrici di partenza anche che hanno una certa variabilità ci possono portare appunto a dei risultati che cambiano perché proprio abbiamo una variazione della composizione del prodotto stesso. Bene, altre domande? Direi di no. Allora, va bene, allora io ringrazio innanzitutto Giuseppe Colla e Franco Tosini delle relazioni, ringrazio anche voi per la pazienza, vi do ancora appuntamento, perlomeno vi chiedo di rimanere sintonizzati sui canali dell'Informatore Agrario se siete interessati ad avere aggiornamenti sul progetto di Biostimolanti in Campo 2023, che a breve inizieremo a comunicare. Grazie a tutti e buonasera.